Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura un incidente mortale sulla Mare Monti, la strada provinciale 14 Siracusa-Canicattini-Bagni. Un uomo di 76 anni è deceduto a seguito dello scontro con un trattore, c'è anche un ferito grave. Sono stabili invece le condizioni del 14enne accoltellato ieri a Palermo da un compagno di scuola di 11 anni. Quest'ultimo non è imputabile per l'età. Dalle indagini è emerso come si sia trattato di un agguato premeditato. Proroga tecnica di 6 mesi per la convenzione relativa al centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo, lo ha deciso il presidente Schifani autorizzando l'ASP di Messina. Furto di cavi dell'impianto elettrico del campo scuola di Picanello nella notte. A puntare i riflettori su quanto accaduto è Paolo Ferrara, presidente dell'associazione Sveglia di Catania, che chiede più sicurezza in città. E chiudiamo col meteo, diramata per domani un'allerta gialla e arancione, previsti temporali e venti forti che potrebbero sfiorare i 90 km/h. Si attende un ciclone tunisino. Per approfondimenti vi basterà soltanto visitare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci e buona serata.